Dopo un lungo calvario è morta l'anziana padovana che manifestava i sintomi del morbo della mucca pazza. L'autopsia ora chiarirà come la donna abbia contratto la patologia. Dopo 2 settimane di agonia è morta la 42enne vicentina, ritrovata nel fondo di una piscina. La donna aveva appena finito un corso di acquagym. Da chiarire è ora che cosa sia accaduto. Popolari Venete si infiamma la discussione parlamentare sul decreto per salvare le 2 banche. Intanto Paolino Barbiero della CGIL ospita 2010, esproprio proletario agli ex dirigenti, dice. Arrivi di nuovi profughi nel Padovano, i sindaci del centrodestra denunciano una situazione fuori controllo, sono pronti a fare le barricate, intanto l'Austria schiera mezzi corazzati al confine. Anziani nel mirino dei malviventi, a Padova una 73enne viene scippata nel giardino della propria abitazione, la donna pone resistenza e cade a terra ferendosi. Una manifestazione frutto di strumentalizzazioni politiche e voglia di visibilità, così il sindaco di Venezia Brugnaro liquida il corteo di domenica in favore della residenzialità. Iniziati i mondiali di parapendio a Feltre, 15 giorni di spettacolari evoluzioni con i migliori piloti provenienti da tutto il mondo. Buongiorno e ben ritrovati in diretta con l'informazione di Antena 3, la nostra prima edizione. Dunque avete sentito la svolta per quanto riguarda quel presunto caso di mucca pazza, perché nelle scorse ore è morta l'anziana che avrebbe contratto il morbo e quindi ora bisogna attendere l'autopsia per capire realmente di cosa fosse affetta. Il quadro clinico si è aggravato e in poche ore è morta l'anziana padovana affetta dalla sindrome di Creutzfeldt-Jakob, malattia neurodegenerativa rara dello stesso ceppo noto come morbo della mucca pazza. Ora sarà l'autopsia a chiarire come la 75enne abbia contratto la patologia. La malattia di Creutzfeldt-Jakob è stata diagnosticata a Verona, dove c'è un centro di riferimento sanitario per patologie di questo tipo e dove la paziente era stata sottoposta ad un particolare esame del liquido cerebrale. Il calvario della donna era iniziato ad aprile, quando si sono manifestati i primi segni della sindrome, quindi a maggio la signora è stata ricoverata prima all'ospedale Sant'Antonio, poi trasferita a Verona per approfondimenti e dopo la diagnosi è stata riportata a Padova in azienda ospedaliera, dove il quadro clinico si è aggravato fino alla morte. Un'encefalopatia spongiforme mortale e dai contorni ancora poco conosciuti, per questo in attesa dell'autopsia i funerali sono stati bloccati. Un incendio è scoppiato questa mattina all'interno dell'acciaieria Pittini a Verona. Le fiamme hanno coinvolto alcuni contenitori di olio esausto posizionati nel piazzale esterno, complessivamente circa 1700 litri. I vigili del fuoco, intervenuti con 3 mezzi e 9 unità, sono riusciti in poco tempo a contenere le fiamme ed evitare che l'incendio si propagasse ad altre cisterne vicine. Ora ci spostiamo nel Vicentino perché dopo 15 giorni di agonia non ce l'ha fatta la 42enne che era stata trovata priva di sensi sul fondo di una piscina dopo un corso di acquagym. Sì, più di 2 settimane di agonia non ce l'ha fatta la 42enne residente nella provincia di Vicenza, che lo scorso 15 giugno era stata trovata sul fondale della piscina del centro sport Palladio in via Cavalieri di Vittorio Veneto in città. La donna, come avevamo riportato nei nostri telegiornali, era in condizioni disperate, pare sia rimasta addirittura una decina di minuti a 4 metri di profondità. Non si capisce ancora cosa possa essere accaduto realmente quella sera. Infatti lei aveva frequentato un corso di acquagym come sempre, finita la lezione ed era stata notata, era uscita dalla vasca e si era tolta il salvagente, poi più nulla, fino alla scoperta sul fondale, riportata a galla da uno degli istruttori, è stata rianimata dai sanitari del SUEM per un'ora fino a che il cuore aveva ricominciato a battere. Era subito stata trasportata al reparto di rianimazione del San Bortolo, dove purtroppo non aveva più ripreso conoscenza fino al drammatico epilogo. La questura aveva incaricato subito le indagini per capire le cause di questa tragedia. Adesso la procura ha aperto un'inchiesta perché su questa morte ci sono ancora troppi dubbi. Per il momento è tutto, linea allo studio. Grazie, era in diretta Vanessa Banzato da Vicenza, grazie Vanessa. Intanto anziani nel mirino a Padova, ancora un tentato scippo, questa volta l'aggressore ha avvicinato la sua vittima proprio nel cortile di casa dell'anziana.
Aggredita nel giardino di casa durante un tentativo di scippo, un'anziana padovana era all'interno del cortile della sua abitazione in via Sabatucci quando un nordafricano l'ha avvicinata con la scusa di chiederle un'informazione. A quel punto però lo straniero le si è avventato contro cercando di strapparle la collanina d'oro. La 76enne si è difesa ma è caduta a terra ferendosi le ginocchia. Le urla e la reazione dell'anziana hanno fatto desistere il ladro che è scappato senza bottino. Sull'episodio indagano i carabinieri. In questi ultimi giorni in città sono aumentati gli scippi, 2 gli episodi solo nel fine settimana, a cui si aggiunge l'aggressione dell'anziana. Torniamo adesso a parlare degli esodi così detti per quanto concerne Banca Intesa e le 2 popolari venete. Avete visto forse che rischiano di essere di più di quelli che si pensava in un primo momento, gli esodi volontari così definiti. Intanto a 20:10 ieri sera il segretario dello CGIL pensionati di Treviso, Paolino Barbiero, lancia la proposta shock: ci vuole un esproprio proletario per i beni di chi ha avuto la dirigenza di queste banche in passato e così sono finite. I danni non sono finiti, perché ci sono quelli già che conosciamo già e che riguardano tutti quegli azionisti che sono stati indotti a comprare azioni, non quelli che hanno fatto speculazioni, perché anche qui bisogna distinguere da quelli che hanno comprato le azioni sapendo che le azioni è come quando si va al casinò, tanti perdono e pochi vincono. Ci sono invece molte persone normali, tra cui anche tanti pensionati o gente che è andata in pensione da poco, che gli hanno chiesto di investire quei soldi promettendo lauti guadagni e invece sono rimasti con un pugno di mosche. E quindi bisogna che da questo punto di vista si lavori su tutte quelle persone che hanno governato la banca e si sono arricchiti, e secondo me bisogna fare un esproprio proletario a queste persone, lo dico chiaro. Esproprio proletario? Sì, a queste persone e alle loro famiglie bisogna andare a prendere tutto quello che hanno. I zonin, i consoli, i zonin, le famiglie, i figli, perché poi hanno... Perché sai che adesso Zonin è nulla tenente, no? Sì, è nulla tenente, ma ci saranno gli altri che hanno i soldi, quindi bisogna guardare fino alla terza generazione, fino a dove si può distribuire il tutto e andare a prendere quello che è stato rubato alle persone, perché se no non ne usciamo. L'altra questione invece è capire come, adesso che è stata fatta questa operazione, perché io volevo fare una riflessione rispetto a quello che ho sentito in questi giorni, il giorno dopo che si è fatto il decreto ed è entrata Banca Intesa, erano tutti quanti che spiegavano che si potevano fare cose diverse. Le cose diverse si potevano fare prima, ci hanno provato in tutti i modi e non ci sono riusciti, abbiamo solo perso tempo. Adesso il problema è questo: il Veneto ha dimostrato di non avere gruppi dirigenti in grado di fare finanza, perché tutte le banche, con queste ultime 2, sono andate in mano ad altri. Intanto sul fronte migrazione invece, sapete, dopo averlo annunciato, questa mattina l'Austria ha schierato 4 mezzi blindati al Brennero, e quindi è un diluvio di polemiche, perché anche Francia e Spagna non intendono accogliere, perché non hanno la benché minima intenzione di rendere disponibili i propri porti dopo la chiusura annunciata di quelli italiani. I sindaci del centrodestra nel Padovano sono furiosi. Arrivano continuamente profughi nuovi, di cui non abbiamo nemmeno il nome e cognome. Con i suoi 800 richiedenti asilo, Bagnoli rappresenta solo la punta dell'iceberg dell'emergenza profughi in provincia di Padova. All'ex Hotel Pacifico di San Pietro in Gu, ad esempio, dove sono ospitati una 50ina di migranti, secondo il sindaco la situazione è fuori controllo. L'altro giorno mi è arrivata una lettera dalla cooperativa, nemmeno firmata, dove dicono che è scappato un signore che era loro ospite, di cui non sanno nemmeno il nome e cognome, perché non era ancora stato fotosegnalato. C'è qualcosa che però preoccupa più della gestione profughi e dell'arrivo di altri profughi. Da San Giorgio in Bosco il sindaco Renato Miatello invita i comuni del centrodestra a fare quadrato. Ci ritireremo sulle linee del Piave, e io chiamo le linee del Piave i nostri comuni amministrati da sindaci della Lega o perlomeno di centrodestra dovranno fare fronte comune in tutti i sensi. I sindaci denunciano di non sapere cosa accade nei centri di accoglienza, di non sapere in alcuni casi neppure la cifra esatta dei profughi ospitati. Ufficialmente dovrebbero essere 52 o giù di lì, però visto la mole di materassi e di reti che io ho visto nella taverna, secondo me sono molto di più. Il prefetto non ha mai fatto il decreto o un provvedimento di cambio di destinazione di quell'albergo in centro di accoglienza.
Noi siamo impossibilitati ad andare a verificare. L'appello ad un'accoglienza diffusa per la provincia lanciato dal neosindaco di Padova Sergio Giordani qui non attecchisce. Penso che Giordani deve pensare per Padova e per i nostri comuni. Lui non è stato votato nel mio comune e mai lo verrà, anche se dorme e mangia a Padova. Io dormo, mangio e sono nato a San Giorgio in Bosco. Intanto una vigilessa di Cerro Veronese, libera dal servizio, ha allertato la polizia, ha fatto bloccare 3 persone che a Verona stavano fuggendo dopo aver cercato di derubare un anziano. I 3, una donna e 2 uomini, a pochi passi dall'ufficio anagrafe comunale avevano preso di mira un 79enne, carabiniere in pensione, che però si è accorto di aver subito il furto del cellulare, che la donna gli aveva sfilato dalla tasca dei pantaloni dopo averlo abbracciato chiedendogli l'elemosina. Vistasi scoperta, ha gettato a terra il telefonino, in suo soccorso sono arrivati 2 complici, i 3 sono fuggiti, ma sulle loro tracce si è messa la vigilessa che ha allertato il 113 facendo intervenire una volante della polizia che li ha bloccati. Sono stati denunciati per furto aggravato in concorso. Adesso invece le novità sull'inchiesta per le presunte tangenti inchiesta che ha coinvolto a vario titolo 16 persone, tra cui dirigenti dell'Agenzia delle Entrate e professionisti. Ci sarebbe una svolta. Ha ammesso le proprie responsabilità confessando di aver percepito mazzette di denaro da imprenditori e fornendo altresì diversi chiarimenti in merito agli episodi contestati. L'ex dirigente dell'Agenzia delle Entrate di Venezia, Massimo Esposito, 64 anni, originario di Napoli, residente al Lido di Venezia, arrestato una ventina di giorni fa assieme ad altre 15 persone con l'accusa di corruzione a vario titolo. Esposito, nel corso della confessione avvenuta ieri mattina durante l'interrogatorio di fronte al sostituto procuratore Stefano Ancillotto e al suo difensore, l'avvocato padovano Fabio Pinelli. Nell'inchiesta coinvolti anche l'imprenditore iesolano Aldo Bison dell'omonima impresa edile e il commercialista di Chioggia Augusto Sartore, che curava gli interessi della società Somit SRL, entrambi corrotti in cambio del versamento di cospicue somme di denaro per ridurre in modo sostanzioso l'ammontare delle sanzioni fiscali inflitte a conclusione di una verifica fiscale. Nei giorni scorsi, prima di Esposito, si sono presentati di fronte al PM Ancillotto e agli investigatori della Guardia di Finanza anche il suo predecessore al vertice dell'Agenzia delle Entrate di Venezia, Elio Borrelli, nonché gli imprenditori Fabio e Lara Bison, figli di Aldo Bison. Tutti hanno fatto ampie ammissioni. Morta da appena 34 anni in ospedale per una grave patologia cardiaca, ma quella morte aveva destato più di qualche sospetto e ora ci sono indagati 2 spacciatori di metadone. La sua morte aveva destato sospetti fin dall'inizio, per questo la procura aveva temporaneamente bloccato i funerali. Ora la svolta nelle indagini sulla morte di Monica Marangoni, la 34enne di Monselice, deceduta all'ospedale di Schiavonia dopo 10 giorni di ricovero. 2 spacciatori italiani sono ora indagati per concorso in omicidio. Si tratta di un uomo e una donna, volti noti dello spaccio nella zona di Monselice, che avrebbero a più riprese fornito a Monica Marangoni del metadone. La 34enne, morta lo scorso 22 giugno, soffriva di problemi cardiaci e i 2 spacciatori sarebbero stati a conoscenza delle sue precarie condizioni di salute, aggravate poi dall'uso della sostanza stupefacente che le era stata fornita poco prima. A denunciare il fatto era stata la madre della 34enne deceduta. Proprio per questo motivo il funerale era stato rinviato. La famiglia ora attende l'esito dell'autopsia nella speranza che venga fatta luce su quanto accaduto. Ora a San Donà di Piave ha strappato la collanina a un anziano, una 23enne è stata denunciata. I carabinieri di San Donà di Piave hanno denunciato all'autorità giudiziaria una 23enne romena pregiudicata con l'accusa di rapina e un suo connazionale 24enne per minacce e resistenza a pubblico ufficiale. A lanciare l'allarme è stata una donna di Ceggia, alla quale l'anziano vicino di casa aveva richiesto aiuto perché domenica sera sarebbe stato avvicinato dalla 23enne mentre era in giardino. Dopo averlo circuito con delle scuse, la giovane gli si sarebbe accostata strappandogli la collanina e graffiandolo al volto. La colluttazione però è stata fatale alla ragazza dal momento che l'uomo è riuscito a strapparle la borsetta, consegnandola poi ai carabinieri che sono riusciti a risalire alla sua identità nonostante non ci fossero i documenti.
metri. Durante la perquisizione in casa però non è stata trovata alcuna refurtiva, mentre il suo compagno derideva e minacciava i militari. A quel punto gli investigatori hanno sottoposto all'anziano un fascicolo fotografico per il riconoscimento della colpevole, che lui ha subito identificato, ma per ragioni ignote si sarebbe opposto all'eventualità di sporgere denuncia. A seguito della sua decisione, i militari non hanno potuto procedere all'eventuale arresto della donna, denunciandola in stato di libertà. Ora l'incidente delle scorse ore è costato la vita a un cinquantenne a Farra di Soligo, travolto e ucciso dal suo trattore nel Trevigiano. Non sono ancora stati fissati i funerali, intanto confermato l'incidente. È atteso in giornata il nulla osta per i funerali di Massimo Canelli, il cinquantenne morto domenica mattina in via Credazzo a Farra di Soligo, schiacciato dal trattore mentre lavorava nel vigneto di famiglia. Il mezzo agricolo si è ribaltato più volte. Per Canel, geometra con uno studio in centro a Farra, non c'è stato nulla da fare. La procura, acquisite tutte le informazioni del caso da Spisa alle Carabinieri, sta accertando se l'episodio possa configurarsi come una tragica fatalità occorsa al cinquantenne in un ambito strettamente privato, o se possa trattarsi di un vero e proprio infortunio sul lavoro che comporterebbe quindi l'apertura di un'indagine per appurare eventuali responsabilità di terzi. Una morte che ha scioccato l'intera comunità di Farra, non solo perché anche il padre di Canel era morto nelle medesime circostanze, ma anche perché il geometra, con la passione per la campagna e la vigna, era una delle anime della rassegna Rive Vive, promossa proprio per valorizzare il territorio del Prosecco e in particolare quello di Farra di Soligo. Ci fermiamo per qualche istante, poi altre novità, parleremo del turismo ma soprattutto della risposta del sindaco Brugnaro alla manifestazione di domenica scorsa. Tra poco.